Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, visita nel Polesine, in particolar modo nel Delta, dei candidati al Senato per il PD, Andrea Martella e Michele Mognato. Siamo in particolare nell'azienda di taglio di Po BRT ed ascoltiamo i protagonisti. Con Michele Mognato, che è candidato all'uninominale per il Senato, per il PD, prima volta che è in Polesine, la prima domanda che le faccio. No, sono già passato nel Polesine, ma diciamo solo questa volta il collegio comprende anche il territorio di Rovigo, per cui in queste giornate, in queste ore stiamo facendo un lavoro importante, un viaggio dentro il Polesine proprio per capire la realtà e i problemi e anche per conoscere in modo più approfondito. E quindi incontro con le imprese, incontro con le persone proprio per dialogare, per confrontarci, per capire quali sono i problemi e come possiamo risolverli insieme. Ecco, avete visitato delle aziende veramente importanti del nostro territorio. La prima impressione era consapevole che in questa zona c'erano aziende di questa caratura? Beh no, credo che, per essere sinceri no, però ho visto che c'è una straordinaria capacità imprenditoriale anche di stare insieme attraverso i consorzi e naturalmente conoscevo la qualità del prodotto, questo sì, ma vederlo poi che si lavora, il lavoro del prodotto, la fatica, credo sia qualcosa che bisogna proprio toccarlo con le proprie mani, insomma, quindi questo giro elettorale, che non sarà solo un giro elettorale ma anche un'attenzione particolare a questo territorio, credo sia assolutamente utile. Quindi in questo territorio c'è grande qualità, grande professionalità, persone che hanno idee, che hanno costruito la loro impresa attraverso la fatica vera e quindi credo che il nostro paese debba considerare anche queste eccellenze. Andrea Martella, in questa visita nel Polesine, lei ha visitato delle eccellenze del nostro territorio, la prima impressione a caldo? Ma l'impressione è un'impressione davvero positiva, questo è un territorio straordinario, ricco di eccellenze e naturalmente anche di problemi che devono essere affrontati per poter dare delle soluzioni positive. In questi giorni stiamo incontrando molte aziende nel Veneto e anche qui oggi nel Polesine di cui si riconosce lo spirito imprenditoriale e lo spirito di sacrificio. Oggi abbiamo incontrato anche il consorzio dei pescatori della Sacca dei Scardovari, con loro abbiamo discusso di pesca e abbiamo discusso del Po. Abbiamo incontrato anche la cooperativa a Portopila e anche con loro abbiamo discusso di come intervenire per rilanciare il porto sul mercato ittico e per potenziare quella struttura. Insomma, è un viaggio molto impegnativo e che sicuramente permetterà al Partito Democratico e ai candidati del Partito Democratico di continuare a seguire con attenzione i temi e le istanze che provengono dal Delta del Po e dal Polesine. Penso che la Regione Veneto dovrebbe avere più attenzione a questo territorio e non solo qui, diciamo che è abbastanza assente con progetti, con finanziamenti, con attenzione ai problemi che qui emergono e quindi la nostra presenza oggi qui è anche un segno di attenzione a questo territorio e una volontà da parte nostra di poter dare rappresentanza politica ai bisogni, le aspettative che provengono dai cittadini del Polesine.